Buongiorno, lanciamo una sfida a 10 minuti. Vediamo chi accetterà. Ok? Vediamo chi accetta. 10 minuti secchi. Ok, un tale. Ok, un giocatore dell'Albania. Ok, ho giocato E4, E5, cavallo F3. Ci farà cavallo C6, penso. Vediamo cosa farà. Penso che faccia cavallo C6, no? Se no farà la difesa. Ok, ha fatto D5. Il gambetto elefante, no? Si chiamava. Non sbagliato, prendo. Donna E2. Non mi ricordo la teoria. So che è sbagliato, è quasi perdente questo gambetto. E a questo punto devo giocare D3. Punto esclamativo. E adesso su donna per D5. Cavallo C3 non è granché per alfiere B4. Ecco qua trucco tutti gli ascoltatori. Cavallo C3 è sbagliata per alfiere B4 e sta addirittura meglio il nero. Su alfiere D2 può prendere e arroccava e stava meglio lui. Poi bisogna giocare un'altra mossa come cavallo D2, mi sembra. Sì, penso sia cavallo D2. Qua sta meglio il bianco. Su alfiere G4, F3, prenderemo in E4, abbiamo un pedone secco in più, il compenso è 0. Cioè magari c'è un po' di compenso, ma un pedone è un pedone. Che dare un pedone così in apertura non ne vale la pena. Ora su alfiere B4 penso che posso giocare forse anche C3. E nero non ha nulla qua. Vediamo come proseguirà. Che ha sbagliato. Su alfiere F5 ora sì cavallo C3, alfiere B4 non inchioda. Nero una posizione già pietosa. Che non so, non ha senso dare pedoni così in apertura. 2 di 5 è un regalo. Stavo già pensando cosa giocare, no? Dopo cavallo C6, cavallo F6, ma di 5. So che si chiami il gambetto elefante, no? Di Elephant Gambit. Penso che sia sbagliato. Perché adesso sta pensando. Ma non so. Lacrime di coccodrillo qua, no? Perché dare un pedone? Potremmo giocare cavallo C3, attaccando la sua donna, e siamo felici, no? Vediamo. Se magari proverà, no? A cercare un modo per metterci in difficoltà. La prossima prenderò anche il pedone. Non so se con il cavallo, per semplificare, o con il pedone, per assicurarmi subito un certo vantaggio di spazio. Su alfiere 7 magari prendo di pedone, poi cavallo C3. Vediamo. Poi in alcuni casi, non so se... Ok. Adesso potrei giocare di per E4, cavallo per E4. Non so cosa sia meglio perché entrambe le mosse sembrano fantastiche. Magari giocherò... facciamo cavallo per E4. Minacciamo scacco doppio, può fare alfiere B4, ma mi farei C3, no? Su cavallo D4 prendo in F6, su cavallo per E4 posso anche cambiare le donne. Ok, qua ha giocato alfiere E6. Adesso potrei rovinargli la struttura, perché no? Gli rovino la struttura. Ok, a questo punto potrei fare cavallo C3. Può fare alfiere B4, posso fare alfiere D2. Tutto sta funzionando, cavallo C3. Ora penso che giocherà alfiere B4, giocherò alfiere D2, schiudendo il cavallo, alfiere C3, alfiere per C3. Diciamo che secondo me dovrebbe essere una vittoria facile questa. Ok, di facile non c'è nulla. Adesso vedremo. Alfiere B4, alfiere D2, rinnovando l'attacco, no? Contro la donna nera. E non so cosa farà ora. Forse sposterà la donna per fare il cavallo E4. Ok. Continua a non sembrare convincente, no? Che io posso spostare la mia donna.
Anche in E4 puoi fare alfiere di 2 al Rocco. Va bene? Ora a questo punto potrei continuare a proporre cambi di pezzi, potrei giocare cavallo E4, o minacciare cavallo per F6, o magari provare, no, a completare lo sviluppo. Un modo potrebbe essere giocare con E4, no, alfiere di 2. Un'altra idea potrebbe essere mettere il cavallo in E4, come dicevamo, per bloccare un po' tutto, giocare poi C3. Anche cavallo E4 mi piace. Che a questa casella per il cavallo gliela voglio togliere. Ora voglio prendere in F6, no? Che è la minaccia a cui deve stare attento. Poi posso prendere e giocare C3. O giocare C3 lo stesso. E la posizione nera comincia a scricchiolare, no? Meglio, stava già scricchiolando da un po', no? Ok, ora prendo di donna. Mantengo la minaccia su F6, poi giocherò alfiere 2, no? Continuare lo sviluppo. Vediamo qua come continua il nostro amico. Penso che debba giocare donna E7, no? Perché su donna E7 alfiere 2, poi al Rocco. Con un chiaro vantaggio, no? Perché alfiere 2. Il compenso è inesistente. Arroccheremo? Non so cosa voglio fare. Che arrocchiamo? A lungo o corto? A corto, no? Sì, magari c'è la colonna G aperta, ma pazienza, no? Potremmo convivere, no? Con l'apertura di questa colonna. Sposteremo il re, metteremo un cavallo, no? In G3, se serve. Vediamo un po' cosa farà. Ok. H5, come era prevedibile. Ora giochiamo torre E1. Torre 1 non è male. Re H1 anche. Potrebbe non essere male. Donna F4 anche non sarebbe male. Mi piace abbastanza anche donna F4. Allora lui vorrà giocare prima o poi cavallo di 4. Sta mossa potrebbe rompere un po' le scatole. Vediamo un attimo. Mettere la donna in E3. Allora vediamo un attimo. È tempo di concentrarsi. Allora, se metto qua, per esempio, se metto la donna in F4, cosa fa lui? Attacco F6. Ora F5, posso andare in G5 e giochiamo la donna in F4. Attacco F6, su F5 potrei fare cavallo G5, poi andare in F3. Non vedo nulla di male in questa posizione. Potrei anche tornare con il cavallo in D2 in F3 o in C3, se serve. L'unico fastidio è il cavallo che va in D4, ma io ci avevo già pensato che posso andare in D1. Vado in D1. Poi giocherò C3, no? E tutto si risolve. D4 su una casella, C3, poi D4. Ora questo pedone in presa. Sembra che tutto stia andando gonfie vele. Se gioca F5 possiamo fare cavallo G5, volendo il cavallo potrà tornare in F3, cambiarsi per il suo cavallo, o per il suo alfiere anche. F5, abbiamo detto cavallo. Ok, può andare anche in D2 il cavallo. Potrei metterlo in D2 per fare C3, ma in G5 sembra più attivo, no? Posso anche prepararmi a cambiarlo. Giocherò C3 anche in un futuro. Sembra tutto ok per ora. Tutto ok. Sì, più che altro farò C3, no? Queste debolezze, attacco sulla colonna G, ma non so bene se è efficace. Vabbè, se vuole... Ok, vuole giocare C3. Vuole giocare C3. Cioè, scusa, vuole che io giochi C3 per fare cavallo E2. Va bene. Prendiamo atto della minaccia. E proviamo a fare qualcosa di sensato. Potrei giocare donna C1, no? Difendo B2 e rinnovo la minaccia di C3. O prendo prima in E6. Posso prendere in E6? Potrei prendere in E6. Perché su cavallo per E6 difendo momentaneamente la donna. E poi giocare donna C1. Potrei fare anche donna C1 subito. Io farei donna C1 subito. Facciamo subito perché poi facciamo C3. E il cavallo qua è abbastanza attivo, no? Ora minacciamo C3 e vediamo cosa fa lui. Ci sarà sempre tempo per cambiare. Bella, no? Una mossa come donna C1 che sembra che indietreggi vilmente, ma difende tutto e minacciamo la forchetta. C'è tanto per dire che, cioè, alla fine il nero una parvenza d'attività, ma non è che sia
Alla fine è il pedone in più, no? È quello che conta. C3 di 4, cioè ha un'attività momentanea. L'attacco, io paragono l'iniziativa, il gioco dinamico, un fuoco che divampa, no? E finché il fuoco divampa, tutto bene. Poi però, quando si estingue, il nero rimane solo con le ceneri. Va bene? A questo punto poi prenderemo in D6 e giocheremo di 4. O di 4 subito. Ah, penso che si possa anche cambiare ora questo alfiere. Dovrà prendere con il pedone di 4. E ora di 4. Giocherò alfiere F3. Tutto sta andando a gonfie vele, no? Questa posizione sembra l'apoteosi per il bianco. Va bene, a questo punto potrei fare H3, ma non so se è necessaria. È meglio giocare, fare alfiere F3, attivare la donna. Facciamo alfiere F3, no? Perché meglio attivare i pezzi, torre 1, attacco E6. Queste sembrano le cose più importanti ora. Se fa H3 farò G3, no? Le case bianche sono difese da questo maestoso alfiere. Va bene, D per E5. Ok, a questo punto dovrei giocare donna G5. Potrei giocare D per E5 anche, no? Farà cavallo per E5, metterò la donna in F4. Attacco F5, su cavallo per F3, donna per F3. Voglio mettere la torre in D1. Cioè sia una posizione fantastica, no? Che la logica vuole che nero perda, no? Già dalla seconda mossa, no? Perché? Ok, cavallo per F3, donna. Ma alla fine la cosa bella è che il nero si sta portando indietro tutti gli svantaggi della seconda mossa, cioè il pedone in meno. Avrà un finale di pedoni perso. Ora l'alfiere che... Lui è una colonna G, è vero, ma è l'alfiere che è migliore del suo cavallo. Ha tutta l'area di essere una posizione persa per il nero. A meno che ovviamente il bianco non commetta errori gravi, no? Ma se commetto errori gravi e perdo, comunque, cioè, diciamo che avrei perso anche se avessi giocato un'apertura normale, no? Non sarebbe servito giocare un'apertura così. Va bene, a questo punto sto guardando una cosa che mi sembra molto carina, torre di 1, perché lui farà cavallo di 3, poi potrei giocare alfiere per B7, re per B7, donna F3 scacco, e poi torre per D3. Questa sembra una combinazione top, no? Voglio cambiare i pezzi, vediamo, voglio cambiare i pezzi, mi farà cavallo di 3, io prendo in B7, che se torre di 1, cavallo di 3, anche donna A4, no? Non sarebbe male. Anche donna B4, no, donna B4 no, che mi cattura in F3. Ma iniziamo, no? Offrire il cambio dei pezzi, come avevo detto. Ora farà cavallo di 3, qua dicevo alfiere per B7, su re per B7, donna F3 scacco, poi prenderò in D3, no? E dovrebbe essere vinta la posizione. Vediamo se farà. Secondo me fa cavallo di 3. Alfiere per B7, se gioca re B8, se gioca re B8, ma pazienza, giocherò donna F3, no? E dovrebbe sempre essere vantaggioso, anche se non lo so. Forse su alfiere per B7 re B8, con il cavallo in D3 potrei anche sacrificare la torre, magari. Torre per D3, poi potrei tornare con l'alfiere in E4, attaccando la torre e il pedone in F5. Se anche così potrebbe funzionare, però che vedremo. Ok, cavallo di 3. Che io potrei anche andare in A4, no? Come puoi prendere qui, ma quello che volevo fare era questa mossa. Alfiere per B7, su re per B7, donna F3 vinco senza ombra di dubbio. L'unico problema sarebbe se gioca re B8, avevamo detto. Su re B8 avrei tante mosse anche, no? Tra cui donna 4, cavallo per B2, donna B3, avrei minacce, no? Sembra buona. Giochiamola. Fiere per B7, torre per B7, donna F3 e recupero il cavallo, no? Ho guadagnato il secondo pedone.
E ora dovrà fare re B8. Su re B8 avrei già 2 pedoni, in più potrei anche dare la qualità, no? E giocare e portare via l'alfiere, no? Minacciare matto. Anche quello non sarebbe male, ma vedremo, no? Dicevo anche mettere la donna in A4, non sarebbe male. Ma rimango scettico che ha fatto re B8, visto che perdeva. Posso giocare donna 4, no? Adesso donna 4 mi fa cavallo C5, occhio. Cavallo C5, posso fare donna C6. Allora, ricapitoliamo. Donna A4. Su re per B7 gioco torre per D3, torre per D3, donna B5 con doppio e vinco. Su donna A4, se gioco a cavallo C5, gioco donna C6, offrendo il cambio delle donne, non ha tempo di catturarmi l'alfiere, e vinco. Almeno crede. Dovrei vincere. Perché se no non esisterebbe giustizia in questo gioco. Se donna 4 si mi prende in B2, potrei anche catturare prima in D1, torre per D1, donna B3, e lì dubito fortemente che nero possa salvarsi. Può avere donna B6, ma torno in F3, per avere un finale, non so se vinto, ma vantaggioso. La facciamo. Ora so che è vinta. Anche torre per D3, no? Dovrebbe vincere. Torre D3, alfiere F3. Come fa a salvarsi? Ok. Donna 4, no? Facciamo alla fine. La 4 era l'idea principale. Donna 4. Bah. Meglio, a volte è meglio mantenere la prima idea che uno aveva. Donna 4, su cavallo C5, donna C6, attaccando la sua donna e vincendo, non ha tempo di prendere l'alfiere, su re per B7, torre per D3, torre per D3, donna B5, attacco doppio, consolidando i 2 pedoni in più, la posizione migliore del mio re, e vincendo su cavallo per B2 posso, ma non è nemmeno, potrei giocare anche donna B3 perché mi nascerei in matto, o se no cambio le donne, re per D8, donna B3, può fare donna B6, ma devo giocare alfiere D5, donna per B3, alfiere per B3, entrerei in un finale con un pedone in più e corse di pedoni, che dovrebbe essere vinto per me perché ho l'alfiere contro il cavallo, che qua ha preso in F2, non me l'aspettavo perché perde, perché ora minaccia solo la torre. A questo punto lui vuole difendere B7 con la donna, la mossa vincente alfiere C6 che impedisce, no, alla donna di tornare. Io giocando alfiere C6 minaccio matto, è uguale, no? Abbia la torre in presa. Potrei prendere, ma perché prendere? Alfiere C6. Allora, calcoliamo alfiere C6. Penso che vinca. Ci accingiamo a giocare questa mossa, alfiere C6. Cattura qualcosa in D1. Donna B5, ma game over. Minaccio donna B5 matto, la donna non può intervenire. Torre per D1 non è scacco. Ok, ah no, che stupido, non è matto. Era meglio giocare... che stupido. Era meglio giocare... Sarebbe stato molto meglio giocare l'altra mossa che avevo detto. Vabbè. Ho fatto una stupidaggine mostruosa. Se avessi giocato torre per D8, alfiere C6, sarebbe stata una vittoria banale. Ora invece bisogna di nuovo pensare, perché sono V5 scappa. Allora proviamo a fare le cose fatte bene. Allora se prendo, lo per D1 non ha scacchi, vinco andando in A6. C'era così vinta che anche sbagliando una cosa, la vittoria non scappa. Torre per D1, donna A6, non ha scacchi. Incredibile, no? Si perde di guapo. Ok, mi ero rilassato e stavo gettando via la partita. 18 secondi, ma dovrebbe essere vinta. Va bene, iniziamo a fare un buco per il re. Ok, vediamo uno scacco. Vediamo un altro scacco. Attacchiamo la torre.
Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Qua prendiamo. Il cavallo non ha caselle, qua prendiamo il pedone. Ora si deve vincere. Ok? La giochiamo così. Bisogna andare a donna. Così. 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 Scacco. Scacco. Cavallo. Scacco. Scacco. Prepariamoci. Ok. Ok, abbiamo usato un po' la mano, gli abbiamo dato un po' di scacchi. Stavamo rischiando di perdere per tempo, ma alla fine abbiamo vinto. Un po' di emozione, no? Messo il tempo. E qua la donna in più si davano a scacchi. No, qua mi sono rilassato. Penso che la partita fin qua era stata ottima. E qua avrei dovuto giocare torre per D8 e alfiere C6. E qua sì che si vince. E beh, anche così si vince, no? Ma mentre mi sono preso tempo per pensare, qua ha mantenuto, qua 11 secondi contro 29, solo che continua a dargli scacchi con la donna, cioè la partita è così vinta, no? Che lui deve pensare per parare le minacce H6, se non fa nulla vado a donna ed è praticamente matto, gli dedio la donna, potevo prendere subito il cavallo, ho dato prima scacco, il cavallo cade, poi qua giocavo per la 2 secondi, ma qua ho mosso il re perché pensavo che mi avrebbe dato scacco. Ho dato scacco, no? E qua, cioè, beh, vince tutto, anche donna per C6 avrebbe vinto, no? Ma meglio continuare, non dare scacco fino a quando non gli finisce il tempo. Va bene, ok, spero questa partita sia piaciuta. Alla prossima!